Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Ben ritrovati dopo questa pausa estiva. Come ogni anno, questo è un periodo di grande aggiornamento per tutti i cardiologi, perché ogni fine agosto, durante il congresso europeo di cardiologia, vengono pubblicate le nuove linee guida cardiologiche. Quest'anno sono state aggiornate le linee guida della fibrillazione atriale, quindi di particolare interesse per me che sono un aritmologo, dell'ipertensione arteriosa, anche queste molto importanti, delle sindromi coronariche croniche e delle patologie arteriose periferiche e dell'aorta. Nel prossimo periodo pubblicherò degli aggiornamenti, sempre con parole semplici, riguardanti sia le novità di queste linee guida, ma anche quei concetti ormai assodati e sempre fondamentali per ciascun argomento. Li troverete sulle mie pagine Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo. Nel frattempo anticipiamo che riguardo la fibrillazione atriale viene ribadita ancora di più l'importanza della terapia anticoagulante orale, cioè tutti quei farmaci che servono per rendere più fluido il sangue al fine di prevenire il rischio di ictus, che è il rischio principale e quello più temuto come complicanza della fibrillazione atriale. Abbiamo anche tante novità riguardo l'ipertensione arteriosa, anche qui viene ribadito l'importanza dello screening occasionale dell'ipertensione, cioè la misurazione della pressione che dovrebbe essere fatta ogni volta che ci si reca ad esempio dal medico di base oppure anche a casa con i misuratori automatici, misurarla di tanto in tanto in modo da vedere se i valori sono nella norma, perché soltanto così si può risalire, si può vedere se c'è un'ipertensione misconosciuta, cioè nascosta, e che fino a quel punto non ha dato fastidio, ma nel tempo può dare dei problemi. Insomma, come accennato, c'è tanto da dire e anche tanto da studiare. Restate sintonizzati sui miei canali social Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove troverete tutti gli aggiornamenti e le novità. Grazie e buona salute a tutti.